Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, stiamo qui a commentare ancora un'altra vittoria. La terza di fila, è da tempo immemore che non ricordavamo una partenza di questo genere. E allora vediamo anche qualche, al di là dei lati positivi, anche qualcosa che può non essere andato. Siamo soddisfatti su tutta la linea? Ma penso che era una partita difficile, lo sapevamo. Io un inizio così penso inaspettato, però penso che i ragazzi si stanno comportando in modo esemplare. Sono bravi ragazzi, si impegnano durante la settimana ed è giusto che alla domenica raccolgano i frutti. Si impegnano, non mollano mai, quindi un merito a loro e sì, ci sarà sempre qualcosa che si può fare meglio, però dai, non ci lamentiamo, anche perché contro avevamo una squadra, secondo me un'ottima squadra, è un periodo un po' difficile, è un inizio difficile, però noi dobbiamo guardare la strada nostra, siamo sulla strada giusta e bisogna continuare su questa strada. Hai sottolineato il discorso del gruppo, effettivamente è una cosa che si nota, ovviamente i risultati aiutano, però insomma... Sicuramente i risultati danno morale, danno forza e anche consapevolezza nelle giocate, quindi è giusto così, che se la godano e da martedì pensiamo ai Chions. Mister, venendo alla partita contro il Montecchio, quali sono state le principali difficoltà che avete riscontrato, al di là del risultato ovviamente? Sì, il risultato abbiamo sbloccato alla fine, abbiamo avuto 4-5 palle gol anche tra il primo tempo e prima di fare gol che non le abbiamo fatte, anche loro sono venuti qua, si sono chiusi bene. Trovavamo difficoltà a trovare spazi, però ci sono anche gli avversari, non bisogna mai mollare, bisogna continuare su quello che lavoriamo in settimana. Questo penso che l'abbiamo fatto e alla fine ce l'abbiamo fatta. È stato un match anche molto fisico dal punto di vista degli scontri in campo. Ma penso che sarà da così a peggio, nessuno vuole perdere, quindi ognuno darà il massimo. Abbiamo visto ancora una volta un ottimo contributo di chi era in panchina, gol compreso, quindi le risorse quest'anno sono molte per la squadra. È entrato imputato bene, ha fatto l'assist, è normale, è un ragazzo che è arrivato in ritardo rispetto ad altri e bisogna avere un po' di pazienza perché piano piano capiscono cosa voglio e ci vuole un po' di pazienza, però si vedono già i frutti, insomma, ecco. Lorenzo Barzon, siamo qui a commentare la terza vittoria di fila per il Mestre, è un inedito partire 9 punti le prime 3 gare e quest'oggi anche tu hai dato il tuo tributo sul tabellino dei marcatori, ci vuoi raccontare prima di tutto la rete? La rete è arrivata alla fine di una partita, secondo me è giocata molto bene e dopo avevamo avuto secondo me parecchie occasioni per fare gol, quindi dopo quando ne sbagli una, ne sbagli due hai paura di non riuscire a concretizzare. Comunque la rete è stata una palla sull'esterno, Antonio che era entrato al secondo tempo era fresco, ha puntato l'uomo, ha messo la palla sul primo palo, sono stato bravo ad attaccarla, l'ho toccata, dopo non so chi l'abbia deviata ed è entrata in rete, quindi è stata una gioia bellissima poi sotto la curva, sono contentissimo. Puoi dedicare a qualcuno in particolare questa rete? Beh, lo dedico ai ragazzi perché da un mese e mezzo che lavoriamo insieme e insomma siamo un bel gruppo, siamo ragazzi giovani, tutti che hanno comunque voglia di affermarsi e c'è qualche diciamo più anziano che ci guida e ci dà una mano, quindi lo dedico al gruppo. Il mister diceva che finora questo rullino di marcia è stato inaspettato, però ci speravate sicuramente di partire così alla grande. Beh, l'ambizione diciamo di tutte le squadre è di partire bene, sì, è un po' inaspettato forse, però dal primo giorno, da quando ci siamo trovati, io almeno ho capito che potevamo far bene, quindi per me è inaspettato fino a un certo punto. Tanti palloni ormai passano, si sapeva anche il tuo tipo di gioco, dalle tue parti, quindi risulti già fondamentale per il gioco di questa squadra. L'impressione è che alle volte, pensiamo anche alla prima gara, ci voglia qualcosa per sbloccarvi, per rendervi più sicuri in voi stessi. Abbiamo visto gli ultimi 10 minuti giocati in scioltezza, che era veramente un Mestre da applausi. Cosa ne pensi? Sì, penso che sia un'analisi corretta, diciamo che quando riusciamo a sbloccare la gara, in queste prime 3 gare secondo me abbiamo fatto 3 grandi secondi tempi e quindi quando riusciamo a sbloccare la gara dopo andiamo migliorando. Sicuramente il primo tempo spesso teniamo la palla, però ci sono anche gli avversari fanno fatica, ci rincorrono, quindi
può succedere insomma, che non troviamo la via della rete, poi se riusciamo a trovare il secondo tempo riusciamo spesso anche a portarla a casa. Un'ultima parola sul gruppo che state creando, che ormai avete creato, e anche sul rapporto con la tifoseria che sembra davvero magico. Beh, il gruppo è un gruppo di ragazzi seri per bene, che hanno voglia di far bene, quindi che hanno voglia, insomma, come ho detto in precedenza, di affermarsi, e quindi si sta molto bene e si è in sintonia. Con la tifoseria, insomma, non è da tutte le piazze avere una tifoseria del genere, quindi è bello giocare davanti a questi tifosi. Per esempio mi viene in mente settimana scorsa che giocavamo a San Martino di Lupari, sembrava di giocare in casa, quindi insomma sono belle soddisfazioni. Sicuramente è un grande aiuto per un campionato che si è preannunciato comunque difficile. Beh sì, partire bene penso sia fondamentale e sia una grandissima mano a prescindere da qualsiasi risultato. Noi abbiamo l'ambizione di far bene, siamo tutti ragazzi che vogliono far bene, quindi speriamo di continuare così.